Telespettatori di Antenna 3, buon pomeriggio, ben ritrovati con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali. Continuiamo quindi ad aggiornarvi sull'andamento dell'epidemia da coronavirus nel nostro territorio, ovviamente con un occhio di riguardo a tutte quelle che sono le ripercussioni sulla nostra vita e sulla nostra economia. Cominciamo quindi subito con i dati aggiornati, perché proprio pochi minuti fa è arrivato il bollettino pomeridiano dall'azienda Zero relativo appunto ai contagi nella regione del Veneto. Allora vediamolo insieme perché appunto è proprio appena arrivato. Per quanto riguarda il totale dei casi positivi nel nostro territorio, attualmente ci sono in Veneto 5.554 persone positive, più 8 rispetto a ieri. I negativizzati virologici, quindi il dato complessivo è di 11.515 persone. Il numero delle persone che sono in isolamento domiciliare è di 5.014, quindi anche in questo caso stiamo scendendo rispetto al dato di ieri. Per quanto riguarda invece i pazienti ricoverati, siamo ad un complessivo di persone ricoverate nel Veneto di 7.224. Vi abbiamo già più volte spiegato come da ieri sia stato suddiviso il dato in due parti, quindi da una parte abbiamo i negativizzati, dall'altra i positivi che comunque sono ricoverati in ospedale, per cui in questo caso abbiamo 409 persone che sono ricoverate positive al tampone e 315 che si sono negativizzate rispetto sempre al dato di questa mattina. Per quanto riguarda le persone decedute, dobbiamo registrare in Veneto altri 4 decessi che portano a 1.265 il totale delle persone decedute nella nostra regione all'interno degli ospedali del Veneto. Questi quindi i dati di oggi. Noi parleremo in questa prima parte della diretta pomeridiana dei problemi che stanno interessando in questo periodo soprattutto il settore turistico, un settore che si trova in notevole difficoltà proprio a causa appunto dell'epidemia di coronavirus e della chiusura totale appunto delle strutture turistiche, della possibilità di movimenti all'interno del territorio. Sentiamo quindi l'intervista che abbiamo realizzato con il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia. Sentiamo. Quindi abbiamo raggiunto l'accordo che si entra in spiaggia solo su prenotazione per quest'anno, appunto per poter controllare le distanze. Stiamo studiando la tecnologia adatta, ci sono 2 o 3 proposte che la prossima settimana, appena sapremo le distanze, perché non sappiamo ancora se un ombrellone va messo a 5 metri, a 3, a 10, non sappiamo nulla, quindi per poter capire quante persone possiamo accogliere. E poi noi sicuramente per il 1° giugno apriremo la spiaggia, perché questo abbiamo deciso come sindaci delle coste, sperando che non tanto la regione ma lo Stato, il governo ci venga incontro. Poi avremo bisogno di 10 giorni per informare la gente, tramite TV, radio, social, eccetera. Dovremmo dire alla gente: non venite se non avete la prenotazione, ovviamente con la collaborazione degli steward che metteremo apposta con la polizia locale, con le altre forze di polizia, con la capitaneria di porto, eccetera. Cercheremo di rispondere e di spiegare alla gente e insegnare anche alla gente che per quest'anno dovremo tutti attenersi a questa prenotazione obbligatoria. Jesolo è notoriamente la spiaggia delle famiglie e dei giovani, e quindi non aprire i locali notturni, le discoteche, eccetera, può creare qualche problema, però capiamo che gli eventi e le manifestazioni che attraggono tanta gente ai locali, in cui la movida, il divertimento, l'aggregazione è spontanea, perché ci deve essere,
probabilmente per questo tipo di attività ci vorrà un po' più tempo, ma speriamo almeno per agosto di poter aprire anche le discoteche. Ecco, allora avete sentito l'intervista al sindaco di Jesolo, che ha spiegato come sostanzialmente la località balneare si sta organizzando in vista dell'apertura della stagione, apertura che ancora non si sa esattamente quando sarà, e non si sa esattamente quale sarà anche la clientela che potrà accedere alle nostre località balneari, ma alle località turistiche della nostra regione in appunto Veneto. Sappiamo che una delle voci principali proprio dell'economia del Veneto è proprio quella turistica. Per parlare di questo ci colleghiamo quindi via Skype con Marco Michielli, presidente di Confturismo Veneto, buonasera, e Udo Gümpel, corrispondente RTL, la principale TV privata in Germania. Buonasera dunque, grazie per essere con noi questa sera per fare un po' il punto, insomma, della situazione. Michele, io comincerei subito con lei per darci un po' una fotografia di quella che è la situazione in questo momento nella nostra regione. Lei appunto è il presidente di Confturismo Veneto e anche vicepresidente nazionale di Federalberghi, quindi ha un panorama sicuramente molto ampio della grande difficoltà nella quale si trova il settore turistico in questo momento. Ecco, quello che preme dire, intanto buongiorno a tutti, quello che preme dire è che la situazione nostra del Veneto non fa eccezione rispetto alla situazione di tutta Italia, perché mentre inizialmente con l'esplosione dell'epidemia le regioni colpite erano Lombardia e Veneto, rapidissimamente, come avete purtroppo avuto modo di vedere, questa situazione si è espansa in tutta Italia, mentre gli alberghi veneti hanno chiuso una settimana prima, grosso modo 10 giorni prima, sono stati seguiti purtroppo 10 giorni dopo da tutti gli altri alberghi d'Italia e pubblici esercizi, conseguentemente tutto il resto. La situazione a oggi è che siamo piuttosto esasperati, perché la fotografia è che tutti gli addetti del settore, tutti i titolari di attività nel settore turismo, quindi per esemplificare gli albergatori, i campeggiatori, i pubblici esercizi, le agenzie di viaggio, tutti vorrebbero riprendere a lavorare domani mattina, perché c'è questa volontà di ripresa, questa volontà di ripartire, questo chinare la testa da buoni veneti e tirare il carretto. Il problema è che noi dobbiamo essere messi nella condizione di aprire, non si può esortare la nostra categoria ad aprire giusto per giustificare il fatto che assumiamo della gente, ci sostituiamo sostanzialmente a quelle che sono le misure compensative del governo in caso di mancanza di reddito. Noi abbiamo bisogno di certezze, non abbiamo certezze nell'ordine, né di quando verranno riaperte le frontiere fra regioni. Come ebbe modo di dire la settimana scorsa il mio presidente nazionale, diceva: un albergo a Roma, non è che posso pensare che mi arrivi la clientela da Fregene o da un paesino dell'interno. Quindi le frontiere regionali, le frontiere internazionali. Io ricordo che il turismo del Veneto per il 60% è turismo internazionale, con punte nella città di Venezia al 90%, con punte sul lago di Garda più o meno anche lì intorno all'80-90%. Conseguentemente, finché le frontiere non sono riaperte, riaprire gli alberghi è una cosa completamente e totalmente inutile. L'altra cosa è che purtroppo una interpretazione dell'INAIL che ha deciso che qualunque forma di malattia da Covid venga ascritta, di un lavoratore dipendente, venga ascritta a responsabilità come infortunio sul lavoro in capo al titolare. Ora voi sapete tutti che, senza scendere nei tecnicismi, quando avviene un infortunio sul lavoro, l'INAIL ha facoltà di rivalsa. Allora Michele, aspetti un attimo, la interrompo, perché prima di affrontare questo discorso del quale abbiamo parlato anche questa mattina con Achille Variati, volevo soffermare un passetto alla volta. No? Lei parlava dei dati, abbiamo sentito l'incidenza del turismo internazionale su quella che è la complessità, insomma, del turismo nel Veneto. Proprio per questo sappiamo moltissimo quale sia il contributo del turismo tedesco nel nostro territorio,
in particolare nelle spiagge e sul lago di Garda. Per questo abbiamo in collegamento Udo Gümpel, corrispondente di RTL, appunto principale TV tedesca privata, con il quale volevamo capire come in Germania viene vista l'Italia, come i tedeschi percepiscono la situazione in Italia e come ipotizzano le loro ferie in Italia. Io penso che i tedeschi, che amano particolarmente il Veneto, le spiagge, il turismo culturale a Venezia e naturalmente Garda. Io ho passato tanto tempo anch'io, naturalmente da giornalista, ma anche da vacanziere in quelle parti, e vorrebbero tornare prima possibile nel Veneto, però attualmente la situazione è piuttosto grave. Entro la metà di giugno non si può neanche uscire dai confini, perché se uno esce deve fare 2 settimane di quarantena anche in Italia e il ritorno altre 2 settimane di quarantena, dunque le vacanze uno passerebbe per 4 settimane in una stanza chiusa e questo naturalmente non può funzionare. Noi abbiamo, io con i miei colleghi abbiamo dato naturalmente molto spazio anche all'esperienza italiana, perché precedeva, per 3 settimane l'arrivo della grande ondata del coronavirus in Germania. Abbiamo certamente dato una grande importanza anche alle regioni nella loro differenza. Chiaramente sto parlando dell'emittente veneta, che è certamente un piacere per i veneti notare che, e lo sanno anche loro, ma l'hanno raccontato molto bene anche in Germania, che a differenza della Lombardia, dove è veramente stato un disastro, anche non solo per l'ondata, ma anche proprio per la forse impreparazione di alcuni aspetti del sistema sanitario, il Veneto ha reagito molto bene, lo sappiamo, no? I casi lì sono molto bassi, e se la media italiana fosse quella del Veneto con le altre regioni, avremmo avuto, come dire, sempre una grave epidemia, ma non quel disastro che è stato quello italiano, che purtroppo gran parte... Quindi insomma in Germania, Gümpel, non si vede al Veneto, non si guarda al Veneto insomma con timore. I tedeschi verrebbero, per cui in questo senso sto pensando per esempio a quella trattativa che tanto ha fatto arrabbiare, no? Michieli, gli albergatori, gli operatori turistici della nostra regione, quella trattativa di cui si è parlato per esempio dai vicini croati, di creare questi corridoi turistici tra le varie regioni per consentire di evitare per esempio questo problema della quarantena a cui lei faceva riferimento. Potrebbero in qualche maniera dare dei risultati interessanti anche appunto nel nostro territorio, nel Veneto. Michieli, lei cosa dice? Voi in questo senso stavate cercando di lavorare, no? con la Germania e anche con l'Austria. Noi sicuramente stiamo cercando di lavorare, però io credo che bisogna anche fare un po' di chiarezza su queste cose. Il concetto di Europa unita è un qualcosa che rimane là per aria. Ogni paese fa gli affari suoi sostanzialmente. I tedeschi hanno la necessità di trovare la possibilità per i loro cittadini di fare delle vacanze nei limiti delle sicurezze che possono esserci in quest'anno disgraziato. I tedeschi si sono attrezzati, non è che l'hanno fatto in odio all'Italia di fare accordi con la Croazia, fare accordi trasversali con la Slovenia o con l'Austria. Ecco, non c'è un atteggiamento, voglio dire, punitivo nei confronti dell'Italia, c'è semplicemente un atteggiamento pragmatico che dice: i tedeschi vogliono andare in vacanza, per quanto non credo che tutti andranno in vacanza, visto che hanno annunciato anche i tedeschi che a agosto le fabbriche resteranno aperte e lavoreranno, ma comunque ogni paese fa per sé in queste cose. Importante è l'intervento del governo italiano per vedere di riaggiustare un attimo il tiro, nel senso di dire: cari signori, non è che se andate in Croazia siete sicuri che se a agosto e in Italia, se venite in Italia a agosto vi beccate il coronavirus. Ecco, chiarirsi fra europei mi sembra il minimo di legge. Confido che il governo riesca a farlo. Indubbiamente mi sarei aspettato un atteggiamento un filino più tempestivo da parte della Farnesina e sicuramente più proattivo da parte del Ministero del Turismo. Tanto non è stato, confidiamo che lo facciano a breve.
Ecco, altra questione poi è quella della tempistica, perché di fatto insomma ancora non si sa quando, come lei appunto accennava prima, quando si potrà riaprire, quando il turismo potrà ritornare nel nostro paese. Questo in Germania, anche questo diciamo è un elemento particolarmente sentito, perché sappiamo insomma che le vacanze di solito oltre Alpe hanno dei tempi diversi anche rispetto a quelli dell'Italia. Pensiamo insomma agli altri anni, già in questo momento e tra pochissimo insomma quando arriverà Pentecoste, primo periodo di grande vacanza insomma per i tedeschi, ci fosse un'invasione nel nostro territorio. Gumpel, ormai manca pochissimo a Pentecoste, no? Un paio di settimane ci siamo. Io vedo che, cioè, voi sapete, gli albergatori lo sanno benissimo, il loro business, e che naturalmente da metà, addirittura inizio giugno fino alla fine di agosto c'è un regolare afflusso turistico tedesco, perché semplicemente le vacanze in Germania nelle 16 Länder sono scaglionate, non vanno tutti quanti in agosto le ferie, ma sono, arrivano adesso a metà agosto le ferie in Germania, tranne nella regione della Baviera e del Baden-Württemberg, sono già finite. E dunque in realtà la chance del turismo anche veneto, e a questo punto, sperando sempre che non ci sarà la seconda ondata e che anche le infezioni che purtroppo in questo momento in Germania da 4 giorni risalgono, anche per la stupidità di una certa parte della popolazione tedesca, che a differenza degli italiani sono evidentemente meno disciplinati. Poi, bella sorpresa, vero? No? E dunque lì abbiamo purtroppo una situazione di nuovi focolai in Germania, ormai sono già 4 province, che la Merkel ha addirittura ammonito duramente, ha detto dobbiamo eventualmente reistituire delle zone rosse, pensate, no? Vabbè, la Germania ha avuto circa 5 settimane di lockdown completo, non ha fatto questa esperienza italiana, dunque sarebbe da imparare una volta tanto dall'Italia, come il sottoscritto cerca di raccontare da 2 mesi e mezzo, no? E dunque io spero che naturalmente il turismo riprenda verso l'Italia, verso il Veneto, particolarmente amato dai tedeschi, e anche in autunno, se in Italia, se nel Veneto si continua con questa politica di contenimento con molti PCR, con molti tamponi, allora a questo punto potrebbe, non dico recuperare tutto, però è chiaro che non bisogna fare l'errore di attività aperte troppo, contatto troppo vicino, perché quello potrebbe essere magari per 2 settimane uno fa molti soldi, guadagna, e poi in realtà poi ci sarebbe come dite voi in Veneto, l'ho imparato, se peso e taconda e buso, no? Giusto? Esattamente. Michieli, che dice lei? Peso il taconda e il buso, come diciamo noi in Veneto? Bisogna stare molto attenti, insomma, al di là delle battute, no? Intanto faccio i complimenti a Udo Gumpel, perché magari il mio tedesco fosse come il suo italiano, complimenti veramente. Il tema, ritorno al discorso iniziale, il tema è: noi abbiamo bisogno di certezze per poter aprire. In questo momento viviamo nella più assoluta incertezza. Noi abbiamo bisogno di una data per la riapertura delle frontiere, una data per la riapertura delle regioni. Abbiamo bisogno che venga approvato dal Ministero della Sanità il protocollo che Federalberghi ha fatto per gli alberghi, FAITA ha fatto per i campeggi, FIPE ha fatto per i pubblici esercizi, che vadano approvati con sollecitudine, in modo da sapere in che condizioni, quali sono le regole di ingaggio per le riaperture. L'imprenditore, ripeto, necessita di certezze. Vorrei venire incontro al governo dicendo: caro governo, tu dacci 15 giorni dopo di quello che pensi verosimilmente possa essere la data, non ci importa, però una data, invece che dirci il 1 giugno, dici il 15, però noi abbiamo la necessità di programmarci per le riaperture. Aprire un albergo impegna per 1 mese circa di lavoro preliminare. Aprire un campeggio, un villaggio turistico, impegna 2 mesi. Aprire uno stabilimento balneare 2 mesi. Noi non possiamo arrivare a ridosso della data in cui ci licenziano l'apertura e questi ci dicano dalla sera alla mattina: ragazzi, finalmente aprite.
perché ci metteranno appunto 2 mesi gli stabilimenti balneari ad allestire le cose. Ora, questo unitamente mi riallaccio al discorso di prima di nuovo, al rischio che qualunque forma di Covid accada in una struttura alberghiera sia considerato infortunio sul lavoro, con gravissime conseguenze, perché l'INAIL, ripeto, si rivale civilmente sul datore di lavoro e c'è anche il penale. Allora si metta nei miei panni, è un albergo stagionale, avrei dovuto aprire fra 10 giorni. Cosa faccio? Apro per fare che cosa? Non so se lavoro da metà giugno, non so se lavoro da metà luglio, non so se lavoro agosto e settembre, non so che rischi corro. L'unica cosa certa che so è che Dio ascolti Udo Gümpel, ma il problema per gli stranieri quest'anno è che non verranno, quasi sicuramente, se non altro, non verranno in modo così massiccio come negli altri anni. Gli italiani, per metà gli italiani hanno fatto cassa integrazione e si sono bruciati le ferie a casa. Le imprese italiane, e io trovo molto giusto che Confindustria abbia preso questa posizione, almeno loro si salvino, il mese di agosto lavoreranno. L'altra metà dei nostri sono liberi professionisti, piccoli imprenditori, sono artigiani, tutta gente che ad agosto lavorerà, ma comunque è tutta gente che sono 2 mesi che non vede un euro, che non incassa un euro, e per i prossimi 4 mesi molto probabilmente non lo incasserà. Quest'anno persino gli avvocati, persino i notai faranno fatica ad avere i soldi per venire in vacanza. Quindi si preannuncia una stagione breve, con poca clientela e soprattutto con quelle 2 grandi incognite preliminari che dicevo, il non sapere quando aprire e la responsabilità penale. Allora, la posizione che ha assunto il mio nazionale, e io sono perfettamente d'accordo, di Federalberghi, e la posizione che ha assunto Confturismo è: cari signori, o ci date queste regole certe ieri, non fra una settimana, 15 giorni, un mese, o altrimenti noi semplicemente non apriamo. Perché l'altro gravissimo lato della medaglia è che di 3 milioni circa di lavoratori del turismo, e qui dico una cosa un po' forte, non gliene frega niente a nessuno. È nostra comune esperienza che un ministro prenda l'aereo e parta perché un'azienda ovunque in Italia licenzi 80 dipendenti o minacci di chiudere e lasci su una strada 80 dipendenti. Parte il ministro. Ecco, 60.000 lavoratori stagionali è stato detto, è stato quantificato, insomma, quelli che hanno già perso il lavoro secondo la classifica di Veneto Lavoro, che è stata pubblicata proprio l'altro ieri, quindi 60.000 lavoratori stagionali già diciamo sono senza lavoro di fatto quest'anno. Ma il rischio concreto che le strutture alberghiere non aprano, secondo lei, è veramente così? Cioè che almeno una parte di questi imprenditori dicano: io piuttosto di lavorare a queste condizioni tengo chiuso completamente, la stagione 2020 salta completamente? Guardi, io mi trovo in una posizione particolarmente difficile, perché come le dicevo, tutti i miei vorrebbero aprire, tutti. Io cerco di far riflettere le persone, ma non per cattiveria, cerco di farle riflettere per il loro bene, perché trovarsi il rischio di una causa civile che ti mangia la casa e di un'azione penale nel caso appunto di un dipendente che contragga il coronavirus, con la presunzione, mi ero scordato prima di dire, con la presunzione che il coronavirus te lo sei preso sul posto di lavoro, per cui stamattina una sua collega, sorridendo, ho fatto un esempio: il mio dipendente va in Camporella con qualcuno, si becca il coronavirus, la responsabilità è mia. E quindi abbiamo chiesto al governo anche qui delle regole abbastanza chiare. L'industria si è salvata sotto questo profilo, perché l'interpretazione che sono riusciti a far passare è che l'operaio in catena di montaggio non è responsabilità dell'azienda, perché riesce a mantenere le distanze di sicurezza, i presidi e tutto. Gli unici per i quali potrebbe esserci una responsabilità d'azienda sono quelli che sono a contatto col pubblico. Ora, se lei mi sa indicare quale dipendente della Fiat Mirafiori è a contatto col pubblico, le faccio i miei complimenti. Quindi l'industria si è salvata da questa cosa. Non capisco perché noi, per cui il mestiere è quello di mettere insieme le persone e comunque in ogni caso di venire a contatto con i nostri clienti, non possiamo avere una forma di tutela in questo senso. Certo, sicuramente. Gümpel, che dice lei? È un'anomalia tutta italiana questa?
Sinceramente ammetto la mia ignoranza rispetto a questo problema. Ho fatto interviste con industriali e sinceramente non avevo ancora capito, adesso me ne informerò, ma certamente in Germania non è la stessa situazione. Un albergatore è chiaro, fa parte della situazione che tu sei a contatto col pubblico, il tuo personale è a contatto col pubblico e come dire una causa, cioè non è un incidente sul lavoro, è semplicemente un virus che ha una altissima probabilità comunque anche di il dipendente potrebbe andare davanti alla porta dell'albergo, fumare una sigaretta, passa uno, respira, tossisce e il tuo dipendente cioè, questo è veramente abbastanza una follia. Io posso solo sperare che il governo italiano si renda conto della enorme importanza per il turismo. Sappiamo che il 12% del PIL viene generato dal turismo e dunque è molto più, se vogliamo dire, l'industria più importante del paese, perché attira tutto il settore nei musei, attira persone che poi magari tornano, che sono anche molte volte, specie nel Veneto, anche clienti molto fedeli che da decenni vanno addirittura alla stessa spiaggia, stessa canzone, vabbè, speriamo che la canzone cambi, ma è comunque anche, io ho visto a Venezia, l'ultima volta che ci sono stato era naturalmente per la inondazione e da lì era già un disastro. Noi eravamo vicino a Piazza San Marco in un albergo come colleghi della televisione, alla fine eravamo rimasti gli unici e loro erano rimasti simpaticamente aperti per noi. Certo, avevamo 1 metro di acqua davanti alla porta, però loro speravano nella bella primavera, no? Perché nel turismo che avrebbe di nuovo riaffollato Venezia, e mo zero. Io non so come si possa sopravvivere, soprattutto quando la struttura la conosciamo bene diciamo alberghiera del Veneto, come in molti posti in Italia, è proprio quella piccola familiare. Le grandi catene non ci sono ed è proprio questa la forza anche dell'alberghiero italiano, la piccola struttura, la familiarità, il rapporto diretto col cliente e mi sembra assurdo chiedere a questo punto anche all'albergatore l'escape per una causa che può avere a che fare soltanto con il virus. Cioè, sinceramente io spero che il governo si rinsavisca in questo senso. Ecco Michieli, è proprio così, no? C'è questo grande affetto in molti casi proprio da tantissimi anni della clientela d'Oltralpe in particolare, che frequenta le nostre località ogni anno chiedendo magari la stessa stanza nello stesso periodo, affascinati dalle bellezze del nostro paese, dalla cucina, dal vino, dal buon vino, insomma dalle bellezze artistiche e paesaggistiche. È chiaro che sì, altri paesi stanno cercando di approfittare probabilmente di questa situazione di maggiore difficoltà nella quale si trova l'Italia, magari perché hanno avuto anche dei contagi inferiori rispetto al nostro. È chiaro però che il sistema deve andare avanti. Volevo farle, Micheli, un'altra domanda relativa a questo piano di apertura a cui lei faceva cenno prima, che è stato avallato anche da virologi che sono stati da voi interpellati per alberghi, campeggi e stabilimenti. Abbiamo ancora pochissimo tempo, ma in base a quelle indiscrezioni, insomma, che si sono sentite in queste ore circa distanze dai tavoli, distanze dagli ombrelloni, il vostro piano come si inquadra? Allora, i nostri vari protocolli, perché lei capisce c'è un protocollo alberghi, un protocollo ristoranti e un protocollo per i villaggi turistici e campeggi. Poi ci sarà il protocollo che è in itinere per gli stabilimenti balneari, quindi complessivamente solo nel mio sistema ci saranno 4 protocolli diversi, ma sostanzialmente tutti simili, in quanto ci siamo scambiati da bravi compagni di cordata, ci siamo scambiati le relazioni, ci siamo scambiati le ipotesi, eccetera, anche perché sarebbe stato semplicemente ridicolo che in un albergo, nel ristorante di un albergo ci fosse una misura e nel ristorante invece normale ci fosse stata un'altra misura.
Adesso farò imbufalire un po' anche voi, però, visto che io sono tanto imbufalito su questa cosa. Voi pensate che abbiamo depositato come Federalberghi, parlo di Federalberghi, come Federalberghi abbiamo depositato circa 10 giorni fa al Ministero della Sanità il nostro protocollo, che, come lei ha giustamente ricordato, non è stato scritto da me col direttore di una territoriale, è stato scritto da eccellenti biologi, virologi, eccetera, eccetera. L'unico tocco, diciamo, alberghiero nella commissione erano quei colleghi che si incaricavano di dire al virologo che eventualmente avesse tirato fuori un qualcosa di assolutamente incompatibile con la gestione di un albergo: guardi che questa cosa negli alberghi non si può fare, meglio facciamo quest'altra, eccetera. Detto questo, sono 10 giorni che l'abbiamo depositata e non abbiamo ancora una risposta. Contemporaneamente, mercoledì scorso, quindi 4 giorni fa, i colleghi spagnoli ce l'hanno chiesta. Noi volentieri gliel'abbiamo data. Il tempo che la traducessero, presumo che da mercoledì l'abbiano tradotta, se non in serata, giovedì mattina, venerdì il Ministero della Sanità spagnolo aveva vidimato il protocollo, quindi gli spagnoli in questo momento stanno usando il nostro protocollo vidimato dal loro Ministero della Sanità. Queste sono purtroppo le situazioni italiane. La paura nostra qual è? Oltretutto, che si svegli un virologo piuttosto che qualcun altro all'interno del Ministero e dica: no, questa regola non va bene, ne vogliamo un'altra, rendendo impossibile il lavoro. Perché voi vedete tutti i giorni è un florilegio di fake news o parzialmente fake news, ma comunque indiscrezioni che escono dal palazzo, tipo quella bellissima dei 10 metri fra un ombrellone e l'altro. Allora io mi domando, il signore che ha tirato fuori i 10 metri tra un ombrellone e l'altro è mai stato su una spiaggia in Liguria? Visto che sono regolamenti per tutta Italia. Nelle nostre spiagge, per assurdo, non diventa più economico gestirle, è ovvio, ma a 10 metri li possiamo anche tenere nelle nostre grandi spiagge dell'Adriatico. Certo. Ma in Toscana e in Liguria cosa faranno? Sulla costiera amalfitana cosa mettono? Un ombrellone a Maiori e un altro ombrellone a Positano? Cioè siamo veramente in balia, in una situazione nella quale i tecnici, gli esperti veri del settore non vengono interpellati, ci vengono calate dall'alto delle normative, animati per carità dalle migliori intenzioni del mondo, ma se tu non conosci un mondo, non sai un mondo. Vi ricordate quando era partita la proposta di mettere il plexiglass a dividere il tavolo di un ristorante in modo che ogni commensale avesse... Abbiamo visto anche dei prototipi del plexiglass sulla spiaggia che fortunatamente sono stati cassati immediatamente, mi pare di aver capito a tutti i livelli. Se avete ancora qualche minuto per stare con noi, vorrei vedere, perché vedo dal monitor che abbiamo in collegamento da Mestre il collega Filippo Fois e vorrei fare riferimento anche a quanto diceva prima Gümpel rispetto a quanto sta accadendo in Germania, in alcune regioni dove i contagi hanno avuto un'impennata a causa proprio di comportamenti non ligi alle regole da parte degli abitanti. Vedo che il collega Filippo Fois ha un parco piuttosto affollato alle spalle, che penso qualche ora fa fosse ancor più affollato. Filippo, a te la linea. Sì, buonasera Marta, buonasera ai tuoi ospiti e ai nostri telespettatori. Ci troviamo al Parco San Giuliano di Mestre, un grande polmone verde ai confini della città, che è uno tra i più grandi, se non il più grande parco addirittura d'Europa come estensione. Al di là di questi alberi c'è la laguna di Venezia e, come vedete, molti mestrini hanno deciso di trascorrere questa domenica primaverile, una bellissima serata qui a Mestre, proprio qui. Noi abbiamo girato un pochino la città e possiamo dire quasi completamente assente il traffico cosiddetto veicolare, macchine in giro, automobili se ne vedono pochissime, un po' di gente per strada, generalmente si tratta di coppie o di persone da sole, un pochino più gente quando si arriva verso il centro di Mestre, quindi attorno a Piazza Ferretto, e poi invece qui abbiamo trovato tutti quelli che non abbiamo visto durante nel corso del nostro giro per la città. Il parco è veramente molto grande ed è davvero pieno, peraltro vedete
vedete che, non so se si riesce a vedere, ma alle mie spalle ci sono ancora, vedete che ci sono è ancora chiusa l'area giochi del parco, quella in cui si trovano tutti i divertimenti, diciamo, per i bambini più piccoli. Questo significa che ancora, in effetti, siamo ancora dentro una fase per cui bisogna osservare molta prudenza. Effettivamente la gente che vediamo qui è tutta munita di mascherina, generalmente non ci sono assembramenti, si tratta sempre di piccoli gruppi, vediamo per esempio i genitori con i bambini, coppie di giovani o di anziani, gente che si fa un giro in bicicletta, i cosiddetti run, si vale a dire i podisti che sono da soli, però effettivamente comunque la città è qui. Mestre questo pomeriggio è venuta al Parco San Giuliano. Ecco, allora Filippo, grazie per questo collegamento e per queste immagini che comunque, insomma, a me sinceramente fanno un po' venir paura, perché appunto proprio alla luce di quanto dicevamo poco fa, non so se posso vedere ancora in collegamento i nostri ospiti, saranno pure muniti di mascherina, ma effettivamente di gente in giro ce n'è davvero tanta. Gümpel, era proprio a questo a cui lei faceva riferimento relativamente a quelle regioni della Germania che ora stanno pagando lo scotto di certi comportamenti? Allora, abbiamo due situazioni diverse. Abbiamo alcuni focolai, adesso sono già 4 province che sono al di sopra dei limiti anche prefissati del governo, e che sono più di 50 contagi al giorno nuovi. La Germania ha da 4 giorni un indice R0 che ormai lo conoscono tutti, ovvero l'indice naturalmente calcolato sui dati con tutte le incertezze, però un indice che purtroppo risale, e questo è molto antipatico, diciamo, per la questione che da più di un mese il numero dei contagi nuovi stava scendendo, adesso invece sta risalendo. Abbiamo avuto delle grandi manifestazioni proprio oggi in giornata, migliaia di persone in piazza in diverse città della Germania, Berlino, Stoccarda, Amburgo, Monaco, dove le persone hanno sfrontato, diciamo, la legge, sono andati molto vicini, abbracciandosi senza mascherine. Io direi il trumpismo in Germania è certamente sostenuto da una minoranza della popolazione, però questa sfida, se si trasforma in comportamento quotidiano, porterà prima o poi, come sta già avvenendo purtroppo, ad una risalita. Dunque addio non solo purtroppo le vacanze in Italia, ma addio anche all'apertura che la Germania sta vivendo. In quelle province che avranno questo aumento del coefficiente del contagio, si dovrà di nuovo fare un lockdown e almeno 4 settimane. Dunque quello che in Germania si è basato molto sulla convinzione, sul consiglio, molto meno polizia che in Italia, anche regole molto più soft, non c'erano il vero divieto all'uscita, si poteva fare lo sport fuori, tutta una situazione molto più light rispetto all'Italia. Quindi insomma è un monito che ci deve arrivare questo dalla Germania, insomma, di prestare veramente attenzione, perché stiamo rischiando grosso. Micheli, dobbiamo andare in pubblicità e quindi chiudere questo collegamento. Proprio un flash di 20 secondi, so che lei ha fatto una proposta molto forte, quella di abolire l'IMU per le strutture ricettive. Flash, 20 secondi. Abolire l'IMU per le strutture ricettive significa dare un'iniezione immediata di liquidità, senza rischi di infiltrazioni mafiose, senza rischi di truffe. Semplicemente chi ha pagato l'IMU nel 2019 non la paga nel 2020, senza compilare 20.000 moduli, senza burocrazia, senza assolutamente nulla. Vi faccio un esempio perché la gente ovviamente da casa non sa. Io ho un albergo da 70 camere che lavora solo 4 mesi e pago 54.000 euro di IMU. L'Hotel Danieli di Venezia, che tutti conoscete, paga 1 milione di euro l'anno di IMU. Ora, se abolissimo l'IMU per tutti gli alberghi d'Italia, la misura cuberebbe complessivamente 1 miliardo di euro, mentre il Ministero ha messo 1,5 miliardi su quel disgraziato bonus vacanze che sicuramente non funzionerà.
Con 1 miliardo di euro di mancata esigibilità dell'IMU, noi forniremo immediatamente 1 miliardo di euro di liquidità a tutto il sistema, albergatore per albergatore. Io fra 30 giorni devo versare la metà della mia IMU annuale. Evito di versarla, ho 27.000 euro, quello che è mal contati, di liquidità immediatamente disponibile. Mi lasci solo un commento sulle immagini di prima. Le immagini di prima preoccupano anche me. Devo dire che per fortuna erano tutti con la mascherina, però in commento assolutamente bipartisan. Le scene che abbiamo visto sui Navigli a Milano e sulla spiaggia di Mondello a Palermo ieri non si devono ripetere. I sindaci che vogliono aprire le spiagge libere in questo periodo stanno correndo un rischio gigantesco, perché chi è che andrà a controllare la gente sulla spiaggia che non si abbracci, che non si tocchi, che non stia vicino uno con l'altro, come appunto è successo ieri a Mondello? Attenzione, perché ha ragione Gümpel, qui rischiamo per leggerezza, per superficialità, di ricadere esattamente nella situazione di un mese fa. Per piacere, per cortesia, per pietà, evitiamo di incorrere in questo frangente. Ecco, allora con questo appello che condividiamo tutti, io vi ringrazio davvero per questo collegamento, grazie a Marco Michielli, grazie a Udo Gümpel. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Tra poco, grazie ancora e buon lavoro a tutti voi. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali. Allora stiamo continuando insomma ad aggiornarvi, avete sentito quelle che sono le novità per quanto riguarda appunto il settore turistico. Abbiamo l'aggiornamento relativo ai dati, all'andamento del contagio nella nostra regione. 8 nuovi casi di Covid, meno 19 sono stati registrati oggi in tutto il Veneto, 2 a Padova, 2 a Treviso, 2 a Venezia. Per i restanti 2 è in corso l'assegnazione. Attualmente in Veneto ci sono 5.554 casi di positività, mentre dall'inizio dell'emergenza il numero dei contagiati sale a 18.730. 11.515 sono le persone fino ad ora guarite. Continua a calare il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 74, di questi 37 positivi e 37 negativizzati. Oggi non ci sono stati decessi nelle case di riposo, mentre purtroppo 4 persone hanno perso la vita in ospedale, una a Dolo, una a Schiavonia, 2 al nosocomio di Sant'Orso nel Veronese. Per quanto riguarda le case di riposo, attualmente sono in tutto il Veneto 122 i pazienti ricoverati, 78 ancora positivi, mentre 44 i negativizzati. Dovremmo avere in collegamento via Skype, datemi un cenno dalla regia. No, non ancora, dovrebbe collegarsi fra pochissimo Luca De Carlo, deputato di Fratelli d'Italia e sindaco di Calalzo. Allora sentiamo intanto l'intervista che abbiamo realizzato oggi al sottosegretario agli interni Achille Variati circa appunto la questione delle riaperture, di cui abbiamo parlato anche nella prima parte relativamente appunto al settore turistico, perché queste sono ore decisive, insomma al massimo entro martedì il governo dovrebbe pronunciarsi su quelle che saranno insomma le decisioni. Sentiamo quindi l'intervista Variati. Per tutelare le attività noi non possiamo fare l'errore di tornare indietro con l'infezione, o meglio, noi ci aspettiamo che, data la maggiore mobilità delle persone, qualche contagio in più ci sarà, perché il virus appunto esiste in giro per le nostre strade. Ma noi pensiamo che grazie ai monitoraggi che sono stati eseguiti regione per regione, perché non tutte le regioni sono uguali, il monitoraggio fatto dalla Regione Veneto è iniziato su queste richieste del governo e con i parametri del governo il 4 di maggio e finisce sostanzialmente domani. Questo monitoraggio darà
il quadro della capacità, diciamo, di reazione sanitaria del Veneto ad una possibile ripresa del virus e l'andamento epidemiologico in Veneto. I parametri, mi pare, saranno analizzati proprio tra lunedì e martedì, ma nel Comitato Scientifico Nazionale d'intesa con la Regione. Non penso che i parametri siano buoni. Se così sarà, come pensiamo, a quel punto partono le aperture differenziate. Cosa vuol dire? Che i territori a basso rischio possono aprire prima dei territori a rischio medio, per non parlare dei territori ad alto rischio. Per cui per il Veneto sicuramente ormai stiamo andando verso la tesi che con il 18 saranno aperti non solo i luoghi di commercio, ma anche i bar, ma anche i ristoranti, ma ritengo anche i parrucchieri, ma ritengo anche i servizi alla persona di vario tipo. Ecco, allora abbiamo in collegamento ora Skype Luca De Carlo, deputato di Fratelli d'Italia, sindaco di Calalzo. Buonasera, buon pomeriggio De Carlo, grazie per essere con noi. Scusi se l'abbiamo fatta un po' aspettare prima, non so se ha avuto modo di sentire ora l'intervista al sottosegretario Variati, quindi insomma sono ore decisive. Abbiamo sentito oggi nel corso del collegamento con la conferenza stampa quotidiana del governatore Zaia che domani ci sarà questa conferenza decisiva tra i governatori appunto e il governo che dovrebbe quindi dare il via libera a questa fase di aperture differenziate a seconda della situazione sanitaria. Lei pensa insomma che ormai ci siamo finalmente per il Veneto? Beh, insomma sarebbe auspicabile perché abbiamo un sacco di operatori, negozianti, commercianti in fortissima sofferenza. Sono d'accordo con Variati però che non si debba pregiudicare la salute pubblica e bisogna stare molto attenti a non fare passi indietro. Chiaro però che bisogna cominciare a convivere con questo virus. Le parole di Michieli poi sono imbarazzanti perché quando non quello che dice, ma purtroppo la questione relativa ai protocolli e allo scippo dei protocolli da parte degli spagnoli che poi li hanno messi in atto in 3 giorni mentre noi ancora da 10 giorni non lo facciamo. Questo è un grande problema dell'Italia, a fronte di tanti operatori pronti a partire, magari non c'è la stessa velocità dovuta alla burocrazia che in Italia persiste e che non li mette nelle condizioni di partire in sicurezza. Io ho sempre sostenuto che andavano aperte qualsiasi tipo di attività se erano in grado di garantire la sicurezza, anche se facevano palline da ping pong, perché era evidente che non cambiava molto sulla tipologia del prodotto, cambiava più che altro sul fatto di essere in grado di poter rispettare o meno determinate condizioni. In Italia oggi e in Veneto soprattutto l'indice, quello citato anche prima, per la Germania è notevolmente sotto l'1 e quindi ci fa ben sperare. È vero che in Italia, contrariamente alla Germania, c'è un più maturato senso civico. È difficile oggi trovare qualcuno che non vesta la mascherina e questo è frutto di tanta informazione che anche i sindaci hanno dato sui territori e poi del fatto che ognuno è responsabile di se stesso, vuole esserlo e sa che con la mascherina non solo protegge gli altri, ma protegge anche in primis se stesso, quindi è evidente che tutti la portino consci del problema. Però a questo dobbiamo aggiungere il disagio, ripeto, di tante attività che oggi chiedono solo di poter lavorare. Questi ricordiamo che sono quelli che fino adesso in tanti casi non hanno nemmeno preso i 600 euro e anche quando li hanno presi sono assolutamente inadatti e esigui perché possano affrontare le problematiche che un imprenditore vive tutti i giorni. Non ci sono ancora contributi a fondo perduto, sembra che nella bozza che sta girando adesso del decreto che si chiama rilancio, io credo che si chiami rilancio perché prima era di marzo, poi era di aprile, adesso è di maggio, che rilancino ogni mese la data di uscita. Mi auguro invece, e qui responsabilmente, soprattutto anche se sono all'opposizione in Parlamento, che questa trovi assolutamente, veda la nascita di questo
DL già domani, e quindi che il Consiglio dei Ministri possa licenziarlo, perché veramente le imprese adesso sono in una condizione di fortissimo bisogno, e per battere la burocrazia abbiamo bisogno di interventi diretti, proprio come quello che dice Micheli. Se sono stati messi 1,5 miliardi per quei bonus vacanze a persone che hanno voglia di fare tutto tranne che andare in vacanza, perché oggi la stragrande maggioranza degli italiani ha voglia di lavorare, ha bisogno di lavorare e ha preoccupazioni ben più grandi di quelle della vacanza, secondo me l'intervento sull'IMU potrebbe essere assolutamente una soluzione, a patto che la stessa venga poi attuata tenendo in considerazione che quella a manco poi i comuni devono farci fronte. Quindi mettiamo 1 miliardo, benissimo, facciamolo passare attraverso i comuni e facciamo in modo che i comuni non siano costretti a gabellare i propri cittadini mandando il pagamento dell'IMU. Sono assolutamente d'accordo con Micheli. Ecco, perché tra l'altro, insomma, lei oltre che a deputato di Fratelli d'Italia è sindaco di un comune, il sindaco di Calalzo, un comune anche turistico delle Dolomiti Bellunesi, e quindi è chiaro che conosce molto bene la problematica, perché ovviamente se tutte queste attività non pagano l'IMU, alla fine, insomma, la ripercussione va a finire nelle casse dei comuni, con tutte le conseguenze che possiamo facilmente immaginare sui cittadini e sui servizi che i comuni poi non si troveranno in condizione di erogare. Anche questo sicuramente è un problema enorme. Paradossalmente proprio questo è il problema. Oggi sono in difficoltà non quelli che i comuni sono abituati ad avere, insomma, i servizi sociali conoscono, ma sono in difficoltà proprio quegli imprenditori che fino ad oggi hanno costituito la maggiore entrata per i comuni grazie alle loro tasse. Oggi sono in difficoltà quelli che per anni hanno contribuito fortemente all'erogazione di servizi. Quindi noi che siamo e rappresentiamo lo Stato anche attraverso i comuni abbiamo il dovere di intervenire. Io personalmente a Calalzo spero di poter chiudere il bilancio il prossimo maggio, e la gran parte dell'avanzo la dedicherò proprio ad intervenire sulle situazioni come quelle dei ristoratori e dei negozianti che sono rimasti chiusi. Io ho in mente, ne abbiamo già parlato in Consiglio, di riuscire ad eliminare la Tari, quindi la tassa sui rifiuti, e di poi riuscire anche ad erogare qualche contributo a fondo perduto a quegli imprenditori poveri che non sono riusciti ad aprire nemmeno un minuto durante questo lockdown. Ecco, Sindaco, tra l'altro lei ha fatto anche una proposta, mi sembra sia di ieri o dell'altro ieri la notizia, relativamente alle famiglie, ai bambini. Insomma, lo sappiamo, le scuole sono chiuse ormai da oltre 2 mesi, gli asili, le scuole per l'infanzia, non si sa che cosa accadrà dei vari centri estivi per le vacanze. Lei quindi in questo senso ha lanciato una proposta per venire incontro alle famiglie. Oggi è anche la festa della mamma, quindi magari tante mamme, ne abbiamo parlato appunto anche questa mattina nel corso della nostra diretta, si trovano ad affrontare tutta una serie di problemi di gestione familiare ulteriore naturalmente in questo periodo così difficile. Vuole spiegarcela questa sua idea? Sì, sono stimate. Intanto approfitto anch'io per fare gli auguri a tutte le mamme, in particolare alla mia, ma anche a tutte quelle mamme. Sono più di 1,5 milioni che dovranno a fine lockdown, dopo essersi sobbarcati anche il doppio lavoro, magari con lavoro da casa, ma anche quello di accudire i figli e di fargli anche una parte da maestre, perché oggettivamente anche quelli che avevano i compiti a casa poi dovevano essere seguiti dalla mamma, quindi mai come questa volta ancora la famiglia come primo ammortizzatore sociale. Ci sono 1.400.000 mamme in Italia che dovranno tra pochi giorni coniugare il proprio lavoro con l'accudire i figli, magari con i nonni lontani, con le strutture ricettive come quelle degli asili chiuse, le scuole chiuse, che quindi avranno un problema in più. Io ho semplicemente chiesto al governo che anche in questo caso con i 450 esperti che ha a disposizione riesca a fare un protocollo di sicurezza per consentire a tutte quelle e sono tante, circa 3.000 in Italia, fattorie didattiche, 301 fattorie didattiche solo in Veneto, riuscire a fare un protocollo di sicurezza per cui le fattorie didattiche riescano ad accudire i bambini, specialmente quelli delle elementari, durante il lavoro delle mamme. Credo che potrebbe essere, vista anche la tipicità
delle fattorie, cioè la possibilità di garantire ampi spazi all'aperto e sfruttando la grande professionalità degli operatori che in questi anni si sono formati anche attraverso corsi, credo possa essere un ottimo sistema, uno, per dare una mano alle famiglie, e due, anche per far vivere questi ragazzi e questi bambini in un ambiente assolutamente sano, perché se dobbiamo trarre qualche insegnamento dalle emergenze che abbiamo avuto in Veneto, quella di Vaia prima, anzi quella dell'acqua alta poi e questa del coronavirus, è che noi dobbiamo ricominciare ad avere un approccio con la natura e con l'agricoltura totalmente diverso da quello che abbiamo avuto fino adesso. E credo che i bambini, che sono grandissimi recettori di qualsiasi stimolo, possano essere veramente i protagonisti di questo grande cambiamento. Ci sono le fattorie didattiche, sono organizzatissime, basterebbe un protocollo sanitario che gli consenta appunto, che consenta loro di poter accogliere tanti bambini che sarebbero pronti a fare un'esperienza veramente incredibile. Un po' tanti, ma un po' per volta, naturalmente, secondo... Ma certo, garantendo gli spazi ovviamente, ma lì non ci sono problemi. Certo, sicuramente. De Carlo, non so se hai avuto modo prima di vedere le immagini che ci ha fatto vedere il nostro collega Filippo Fois da Mestre, dal parco di San Giuliano, quindi insomma le zone verdi all'aria aperta, essendo le spiagge off limits, le zone verdi all'aria aperta della nostra regione sono state un po' prese d'assalto in queste giornate, in modo particolare oggi che è domenica, ma anche ieri che era sabato, insomma dalle famiglie, dalle persone che ovviamente hanno molta voglia di uscire. Moltissime persone si sono recate anche nelle località montane. Ci aggiornava ieri la collega Tiziana Bolognani dalla redazione di Belluno sul fatto appunto che la montagna sia stata presa d'assalto. Approfitto insomma del fatto che lei è a Calalzo. La situazione quest'oggi, domenica, come è stata sulle nostre Dolomiti? Beh, insomma, è evidente che dopo 2 mesi di clausura la gente sia portata ad uscire. Ho visto anche lì al parco, ho visto le immagini del servizio, sempre puntuale, ed ovvio che dove ci sono tantissime persone e pochissimi spazi verdi, seppur il parco San Giuliano sia uno assolutamente dei più belli e dei più attrezzati, anche lì deve crescere la consapevolezza che le distanze bisogna mantenerle e soprattutto che bisogna uscire con la mascherina. Poi è inevitabile che negli spazi più aperti, come sono quelli della montagna, la gente ci vada, anche perché la salubrità dell'aria e il fatto della scarsa densità di popolazione magari fa in modo che non siano tante le persone concentrate in un posto solo. Mi preoccupano molto di più i parchi cittadini oggi che le zone di montagna, anche se io sono stato uno di quelli che ha fatto severi controlli nel momento in cui c'era il lockdown e il divieto di muoversi. Oggi invece il divieto è diverso, il divieto è, le modalità sono cambiate, prevedono che sia obbligatoria la mascherina, che bisogna mantenere la distanza, che non ci debba essere grandissima concentrazione di persone in determinati luoghi. È evidente che oggi sono queste le regole a cui anche sindaci e vigili, ma anche tutte le forze dell'ordine devono attenersi, e quindi controlleremo che la gente non giri senza mascherina e che non si creino i classici capannelli. Però è evidente che la gente vuole ricominciare a vivere ed è stata dura per tanti. Io mi metto nei panni di tanti bambini. Noi non ce ne rendiamo conto perché noi adulti tendiamo a non immedesimarci mai in quello che accade ai bambini. Veramente bambini e adolescenti sono stati tra i più bravi in questa epidemia, perché se avessero chiuso me in casa a 18, 16, 17 anni avrei probabilmente fatto il diavolo a 4. Ecco, invece c'è stata grande maturità anche nei nostri giovani, e questo ci fa pensare che stiano crescendo consapevoli anche delle regole, e questo mi fa piacere, ma anche consapevoli che anche solo il loro agire poteva recare beneficio anche agli altri. Quindi io credo che su questa onda e su questa linea si possa continuare ad uscire con tutte le precauzioni previste, monitorando sempre l'indice di cui abbiamo parlato fino a poco prima. Se ovviamente sale, bisognerà riprendere delle altre metodologie, però io credo che adesso piano piano si debba cominciare appunto anche ad occuparci di un'altra emergenza, che non è solo quella sanitaria ma anche quella economica, altrimenti gran parte del nostro tessuto sociale e imprenditoriale sarà destinato non a morire, ma a essere magari acquisito da tante imprese, tanti fondi e tante finanziarie che oggi hanno disponibilità di soldi, che sanno benissimo che il Veneto è la regione più importante d'Italia sul filo turistico,
che sanno benissimo che ci sono tanti operatori in difficoltà e quindi anche magari con metodi come l'usura o come le infiltrazioni mafiose tendono a salvare, tra virgolette, l'azienda di chi è malcapitato in condizioni di disagio per poi di fatto espropriargliela del tutto. Certo, quindi rischiamo di farci scippare anche i gioielli di famiglia, insomma, se non stiamo particolarmente attenti. De Carlo, io la ringrazio molto per questo collegamento, grazie anche a lei e buon lavoro. Noi ci fermiamo ancora per qualche istante, grazie ancora, per qualche istante di pubblicità. Restate con noi, a tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali. Ci colleghiamo subito via Skype con Andrea Ferrazzi, in collegamento appunto da Mestre, senatore del Partito Democratico. Buonasera senatore, grazie per essere qui con noi. Non so se abbia avuto modo di... Salve, se abbia avuto modo di seguire la parte finale, insomma, del precedente collegamento. Abbiamo parlato di queste aperture e dei timori, dei fortissimi timori che ci sono tra le imprese, tutto il tessuto imprenditoriale della nostra regione. Il focus che abbiamo fatto in particolare era sul settore del turismo, per le difficoltà enormi nelle quali si trovano le aziende e di rischi anche che molte imprese in questo momento appunto di così grande difficoltà vengano razziate dalla mafia piuttosto che dall'usura, quindi c'è una forte preoccupazione. In questo senso, senatore, voi che cosa vi sentite di dire, che risposte vi sentite di dare al mondo delle imprese così preoccupate in questo momento? Ma se lei ricorda, io lanciai questo allarme già un mese fa, perché avevamo un po' annusato all'interno della commissione ecomafie e poi perché vi fu uno specifico approfondimento da parte del Copasir, del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, che appunto metteva in guardia da questo, cioè dalla possibilità da parte di chi soldi ce li ha di intrufolarsi, inserirsi in momenti drammatici come questi e prendere, magari dare prestiti oppure direttamente acquistare alberghi, imprese e via dicendo, e quindi inserirli nel riciclaggio del denaro sporco piuttosto di attività economiche di altro tipo. E questo bisogna assolutamente eliminarlo, quindi ci vuole una grandissima solidarietà, una grandissima attenzione da parte della magistratura e delle forze dell'ordine, una grandissima attenzione da parte delle categorie economiche che devono dare supporto di ogni tipo ai singoli imprenditori, ci vuole consapevolezza da parte degli imprenditori, ci vuole velocità affinché tutti gli aiuti straordinari messi in campo arrivano a destinazione, perché le risorse messe a disposizione, che sono decine e decine di miliardi, e quelle che verranno messe a disposizione ad ore, con il nuovo decreto che da solo vale 2 volte la finanziaria del 2020, è chiaro che devono essere subito fruibili, non ci possono essere burocrazie che bloccano, banche che si mettono di traverso o cose di questo tipo. Il momento è drammatico, bisogna e possiamo uscirne bene. Affinché questo avvenga ci vuole appunto però la piena responsabilità da parte di tutti. Certo, ma quindi forse bisogna proprio completamente stravolgere anche l'approccio al quale noi siamo stati abituati finora, perché è chiaro che se affrontiamo una situazione drammatica come questa con gli strumenti precedenti non ne usciamo. Questo stanno anche appunto lamentando moltissimi imprenditori che per esempio non sono ancora riusciti ad accedere al famoso prestito garantito al 100% dallo Stato dei 25.000 euro, proprio perché c'è questo meccanismo farraginoso di burocrazia che rischia di far sì che questi soldi siano disponibili quando ormai l'azienda è fallita, quando ormai l'azienda è chiusa. Che cosa si può fare quindi in questo senso per accelerare, per eliminare tutto questo meccanismo appunto farraginoso che rischia veramente di creare una situazione ancora più difficile di quella che è? Bisogna che il governo faccia quello che sta facendo, cioè un'iniezione di risorse mai viste, perché
Gli 80 miliardi che mette a disposizione in 2 mesi sono una cosa mai vista nella storia della Repubblica. Tra l'altro non sono soldi inventati, i soldi non nascono dai campi, non è che li segni e li raccogli, sono soldi che sono tutto debito sui nostri figli e quindi per questo ci vuole un vero controllo anche nell'utilizzo e nell'esercizio. Dall'altra parte però tutti i meccanismi che bloccano, che sono colli di bottiglia nel trasferimento di questi soldi, che siano crediti, che siano elargizione a fondo perduto, che siano finanziamenti per sbloccare opere pubbliche, che siano soldi per le scuole, che siano soldi per le famiglie in difficoltà, che siano la cassa integrazione e via dicendo, devono arrivare immediatamente. Per questo bisogna che tutti capiscano quello che lei ha appena detto, che in una situazione di emergenza e di straordinarietà bisogna avere anche l'intelligenza di utilizzare delle formule che devono essere, come dire, veloci, devono essere flessibili, a seconda del tempo totalmente mutato. Questo grande sforzo lo dobbiamo fare tutti e come lei sa, io seguo ho iniziato da poco a seguire la questione delle banche, è chiaro che le banche devono fare la loro parte, perché se un finanziamento è garantito al 100% dallo Stato non è possibile far diventare pazzi gli imprenditori. Questi soldi vanno elargiti, vanno dati, questo l'ha detto la Banca d'Italia, l'ha ripetuto l'Associazione delle Banche Italiane, però spesso poi questo non accade. Questo non è assolutamente possibile. Da questo punto di vista, dunque, siccome il governo non può permettere che alle proprie assunzioni coraggiose di responsabilità poi queste assunzioni vengono bloccate da burocrazia di vario tipo o da altri soggetti, bisogna che tutti facciano un grande sforzo per capire questa situazione e aiutino a trovare una soluzione a questa situazione. Certo, non c'è dubbio, infatti lei faceva riferimento a questo suo nuovo incarico nella Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, peraltro insomma proprio nel nostro territorio sappiamo bene i danni che sono stati provocati insomma dal crack delle banche venete con conseguenze già molto molto pesanti insomma su tante imprese del territorio, quindi anche su quello sarà da far luce, da chiarire molto bene quanto sia accaduto, no? Sì, questo è un settore straordinario perché il sistema bancario è quello che tiene in piedi anche attraverso i propri prestiti, spesso le famiglie, i mutui per la casa oppure per i beni immobili, quello che sostiene il sistema dell'impresa, della produzione del valore e via dicendo. Deve essere un sistema che è collegato all'economia reale, ovviamente, e deve essere controllato, gestito con trasparenza e nel miglior modo possibile. Tutto questo non è avvenuto. Lo scandalo delle banche ha visto l'epicentro proprio nel Veneto. Ora ci sono delle indagini in corso, processi in corso, ma il caso di Veneto Banca e della Banca Popolare di Vicenza sono i due casi più importanti a livello nazionale, anche dal punto di vista delle quantità. Ora c'è questa commissione di indagine parlamentare, che è una commissione importante, perché non è una commissione ordinaria, ma da Costituzione ai poteri della magistratura. Mi è stato chiesto di entrare in questa commissione e ho dato volentieri la disponibilità perché credo che vada fatto un lavoro puntuale di verifica e dopo la verifica di stimolo perché le cose fatte, gli errori compiuti e poi vedremo anche tutti gli atti contro la legge, anche vergognosi, che sono stati oggettivamente compiuti, insegnano qualcosa. E quindi il grande lavoro di questa commissione è di fare chiarezza, fare trasparenza, chiamare a responsabilità politiche lì dove serva, dopodiché trovare i meccanismi affinché questo non accada più. È un settore fondamentale, sappiamo che il sistema bancario è un settore di peso, girano moltissimi interessi, girano molti soldi, va tenuto appunto sotto controllo.
Ecco, senatore, ha sentito prima Marco Michielli, presidente di Confturismo del Veneto, che ha lanciato questa proposta per dare una mano subito, concreta, immediata alle imprese del turismo che si trovano in enorme difficoltà, quella di abolire l'IMU sulle strutture ricettive. Dovrebbero pagarla adesso a giugno, tra pochissimo, quindi un intervento di questo tipo sarebbe come un'iniezione di liquidità non da poco, perché appunto le strutture turistiche pagano un IMU insomma molto, molto consistente. Potrebbe essere un'idea questa, secondo lei? Guardi, no, io non ho seguito direttamente questo settore, lei sa che io mi occupo di ambiente, territorio, infrastrutture, straordinarie, e quindi mi sono dedicato fondamentalmente a quelle cose qui. Il ministro Franceschini è venuto in aula l'altro giorno e ha spiegato a sommi linee, poi abbiamo anche discusso in commissione, sull'impegno del governo nei confronti del turismo. È un impegno straordinario, dopodiché se togliere l'IMU o trovare altre forme di agevolazioni lo stanno scrivendo in queste ore. Quello che dico io è che il turismo è un settore economicamente rilevantissimo a livello nazionale. 2, è un settore che è andato più in difficoltà di altri, ovviamente, perché non c'è stata la possibilità di mobilità e sarà una mobilità assolutamente ridotta nei mesi estivi. Di conseguenza bisogna dare una mano straordinaria, in particolare a questo settore. Io credo che la via maestra sia, per quanto riguarda la prossima estate, nel dire che 1, le vacanze vanno fatte, che il governo aiuta e agevola in ogni modo questo. 3, che va potenziata e supportata la domanda interna, cioè va detto agli italiani sappiate che se state in Italia avete delle forti agevolazioni, e da qua l'idea del bonus da dare alle famiglie e in parte alle strutture ricettive. Secondariamente dobbiamo anche dire in Europa, cosa che stiamo facendo, che non esistono corridoi privilegiati da uno Stato all'altro, semplicemente ci deve essere la possibilità, se naturalmente la questione sanitaria lo consentirà, di spostamento all'interno del nostro continente, in modo tale che se i tedeschi e gli austriaci vogliono venire in sicurezza nelle nostre spiagge presenti del litorale veneto, devono poter venire senza dover andare da altre parti. Ecco, e senza soprattutto dover sottostare alla quarantena. Abbiamo fatto proprio mezz'ora fa un collegamento con il corrispondente della TV tedesca, RTL, il principale canale tedesco privato, che ci spiegava come non appena ci si potrà muovere, comunque dalla Germania saranno previsti 15 giorni di quarantena al rientro in patria da parte del turista tedesco, qualora gli fosse consentito di venire in Italia. È chiaro che una cosa del genere rappresenta un disincentivo totale, perché nessuno mai si penserà di fare 2 settimane di ferie e poi 2 settimane chiuso in casa in attesa di poter tornare a lavorare, ovviamente. Sì, beh, questo varrebbe per tutti i paesi, cioè sia che il tedesco andasse in Italia, che andasse in Croazia, che andasse in Grecia e via dicendo. Però guardi, se io proprio devo dirle, immagino che nella prossima estate, siamo quasi all'estate, tra un mese e mezzo, non ci saranno grandissimi flussi di mobilità turistica internazionale, a meno che la pandemia non abbia un tracollo, cosa che speriamo, e devo anche dire che a motivo delle azioni intraprese dal governo col lockdown, i risultati, caspita, si stanno vedendo e per fortuna si stiamo vedendo. Nel caso in cui dovesse proprio sparire dalla circolazione del virus, è chiaro che a quel punto potresti rivedere. Immagino che sarà un po' complicato, quindi bisogna tenere le porte aperte agli stranieri e dopodiché naturalmente incentivare massimamente il turismo interno. Poi sa, quello che decide la Germania non è che il governo italiano o il Parlamento italiano può decidere di imporre alla Germania se fare o no la quarantena. Sì, il rischio sono appunto... si può porre, il rischio appunto sono questi famosi corridoi, no? No, ma vede, per questo, quando si dice che le questioni, anche le questioni come queste, si risolvono solamente se c'è una politica integrata a livello europeo, si dicono queste cose qua. Cioè, se ogni paese va per i fatti suoi,
non se ne esce più, nemmeno dal punto di vista sanitario. È per questo che sarebbe opportuno avere una politica sanitaria integrata anche a livello europeo. A quel punto potesse andare a dire alla Germania: guarda che non c'è motivo per tenere in quarantena per 14 giorni, perché c'è questa garanzia, quest'altra garanzia e via dicendo. È un processo di integrazione che andrebbe a favore dei cittadini anche italiani. Sicuramente su questo non c'è dubbio. Senatore, un'altra domanda, visto che lei appunto è veneziano, sul sistema di trasporto pubblico. Le chiedo velocemente perché in questi giorni abbiamo visto delle scene insomma molto particolari, diciamo così, sui vaporetti piuttosto che sulle motonavi, come anche su diversi bus o tram in terraferma. Sicuramente nel veneziano ovviamente questo problema è sentito più che altrove, visto l'utilizzo che viene fatto del trasporto pubblico, ed anche questo è un problema enorme, soprattutto in questa fase 2, in questa fase di ripresa della mobilità dei cittadini. In questo senso, senatore, che cosa possiamo dire, in che termini insomma si può ragionare? Cioè, si parla anche di questi incentivi, per esempio per la modalità green e quant'altro, ma potranno essere sufficienti a risolvere un problema di questo genere? Ma nei trasporti ci sono due questioni di fondo: c'è la questione del trasporto nazionale e la questione del trasporto regionale, poi c'è la questione del trasporto locale. Quest'ultimo lei sa che è di competenza esclusiva degli enti locali, fondamentalmente, col trasferimento dei fondi poi dalla regione e delle aziende partecipate degli enti locali. Bisogna che ogni comune si organizzi al meglio per avere una gestione che funzioni. Quindi sarà compito dell'amministrazione di Padova, di Vicenza, di Verona, di Belluno e via dicendo, organizzare con la propria azienda al meglio i servizi. Devo anche dire poi che nel caso di fattispecie di Venezia ha avuto da parte del governo in tutti questi anni un sacco di quattrini, un sacco di trasferimenti, e le dirò di più, ne avrà molti anche con questa legge, con questo decreto legge da 55 miliardi, e il governo si è già impegnato a coprire anche ulteriori necessità che dovessero esserci. Però vede, ognuno deve fare la sua parte. Non è che sul trasporto pubblico locale si può chiamare in causa il governo, Sul trasporto pubblico locale si deve chiamare in causa il sindaco, gli assessori e i responsabili delle aziende locali. Se poi ci sono dei problemi si risolvono politicamente, ma la questione della gestione dei servizi è di ambito locale. Sulla questione nazionale si sta facendo un grande lavoro di apertura, perché è del tutto evidente, dal lunedì, come lei sa, 4 milioni e mezzo di italiani sono ritornati fisicamente nel loro posto di lavoro, quindi noi abbiamo lavorato affinché molte frecce, per esempio, di Trenitalia potessero riattivarsi. Era stata esclusa in maniera incredibile la tratta Venezia-Roma. Io sono Sappiamo che lei si è attivato proprio per questo, per riuscire a riattivare questo collegamento, no, Venezia-Roma. Ed è stata attivata e bisogna continuare. Man mano che cresce l'apertura devono crescere dei sistemi di trasporto sicuri, naturalmente. Certo. Allora, il tempo a nostra disposizione è terminato. Senatore, io la ringrazio molto per il suo intervento. Buon lavoro, naturalmente buona serata anche a lei. Io ringrazio i telespettatori per essere stati con noi in questa lunga diretta. Continuate a rimanere sintonizzati sui nostri canali. Tra pochissimo l'informazione ritorna con il TG di Treviso. Buona serata.